Ieri ho detto, se qualcuno ha trovato un cellulare, perché poi mi sono fatto a piedi tutto via Piave, no? Che è la zona di Torre, 1,5 chilometri andata, 1 chilometro, per trovare, perché ho detto, se è caduto per terra o trovi i vetri, zero. Ho imprecato contro la mia, diciamo, persona, perché non puoi, insomma... E anche oggi ho detto, colpo di scena. Cioè, dico Facebook, perché su Facebook ieri avevo detto, condividete, fate quello che potete perché dovete, insomma, trovare il mio cellulare. Se qualcuno lo trova, me lo porta, no? Vedete, che mi viene da ridere, cioè, mi viene, non so se da piangere, da ridere, però Facebook, dico, ha un potere, io lo uso solo per lanciare servizi, non è che lo uso per scherzare e giocare, ma ieri mi sono sentito, se qualcuno ha trovato, cioè, condividete, insomma, quello che... Cosa è successo, Raffaele Padrone, dai? Rido. Comunque, stamattina alle 6:10 sono stato chiamato da una mia collega, la quale mi diceva c'ho una cosa urgente da dirti. Ho detto Madonna, siamo reperibili, eccoci qua. E niente, una ragazza di Cordenons, una ragazzina di 16-17 anni, quindi sprechiamo, sì, Greta di Cordenons, aveva visto questo video, aveva chiaramente intercettato la mia collega, amica, e chiaramente, visto la mia presenza qui costante con lei, ha ritenuto questa mattina alle 6:10 chiamarmi per dire c'è stato il ritrovamento del cellulare di Gigi che io ti consegno ufficialmente. Cioè, guarda, è una cosa... Perché stamattina avevo voglia di chiamarti alle 6:10, ma mi avresti mandato a quel paese, poi non sapevo se avevi ancora il numero. No, perché è tutto bloccato, no? E mezz'ora fa, quando poi abbiamo rivisto in ufficio, perché l'ho tenuto custodito, no, che non lo perdessi io. Ho fatto un video il pomeriggio dicendo... Alle 7 ho visto il video e morivo da ridere, ho detto faccio questo esploit entro un attimo, 2 secondi. E quindi un grazie a questa ragazzina. La mamma è un'insegnante e ci tiene a ricordare quanto è importante. Io domani sera alle 20:30 sono a Cordenons.